Amici di QDP News, ci troviamo a Colbertaldo di Vidor, siamo in compagnia di Andrea Miotto del comitato della mostra dei vini Colbertaldo e Vidor Valdobbiadene di OCG. Andrea, oggi è qui nella zona della mostra di Colbertaldo, una giornata particolare dedicata alle alternative al diserbo chimico. Come è nata questa iniziativa? Allora, abbiamo deciso di mettere in programma questa giornata alternativa perché insomma, siamo consapevoli che ci sono delle esigenze sia da parte dei produttori che da parte del consumatore di avere un'agricoltura, una viticoltura che sia sempre più corretta, sempre più a basso impatto. E sappiamo che c'è molto da fare e abbiamo deciso come produttori, come gruppo, di organizzare questa giornata in modo da avere una risposta pratica e non solo a parole a quelle che sono le esigenze dei produttori. Sappiamo che a volte c'è un dibattito che non è sempre facile tra l'opinione pubblica, diciamo chi è fuori dal mondo agricolo, e quelle che sono poi le esigenze dei viticoltori. Il contrasto non serve a niente, il parlare male l'uno dell'altro non serve a niente, quello che serve in realtà è fare delle azioni pratiche, migliorative, sempre per imparare. È chiaro che le cose non possono cambiare da un giorno all'altro, però se si valutano bene le alternative, se si ragiona insieme senza, diciamo, la guerra, senza parlare male delle varie parti, secondo me c'è solo da crescere, sia per la parte viticola che poi per chi vive il territorio in maniera alternativa. Siamo qui per vedere le nuove tecnologie per quanto riguarda la lavorazione del vigneto sull'interfila e sulla fila. E le alternative per eliminarlo, perché ormai non è il biologico, però stiamo andando avanti una realtà per rispettare la pianta e per rispettare anche ciò che andrei a bere. Quali sono un po' le difficoltà di questo tipo di lavoro? Secondo me le difficoltà, se c'è la passione non ci sono, le difficoltà è il continuo mettersi in gioco. I costi sono sempre sono importanti, però sono investimenti, ecco, secondo me sono cose che bisogna sostenere, insomma, ecco. È una cosa che bisogna vedere, ma però essendo vigne molto pendenti possono servire sul semipiano, ma sul ripido no. Penso che non possano servire, insomma. Sulle colline, insomma, caratteristiche di questa zona diventa ancora difficile questo tipo di alternativa. Sì. Però per la campagna penso che siano valide come macchine, perché si possa sia lavorare il terreno e sia togliere l'erba sotto la fila delle viti, insomma. Mentre in collina resta ancora la chimica la soluzione principale. Ma io penso che l'unica cosa è la falce o il decespugliatore. L'unica cosa che non inquina si può fare, insomma, solo che è molto più laborioso. Questo tipo di lavorazione più lenta, più attenta, beneficia la qualità anche del prodotto. Ma certo che sì, perché prima di tutto non si lascia residui sul terreno, non si lascia niente. E resta una cosa che è più naturale, più biologica.